Primo importante passo per l'istituzione del Parco Letterario Andrea Camilleri. Nei giorni scorsi è stata infatti stipulata una convenzione che ha gettato le basi per la creazione di un percorso di visita e conoscenza dei luoghi del creatore di Vigata. A sottoscrivere l'accordo sono stati il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello, il Parco Archeologico della Valle dei Templi, il presidente dell'Associazione Riconnessioni Vittorio Alessandro e quello della Società Passaggio Culturale Italiano Stanislao Mattia De Marsanic. Il costituente parco promuoverà, insieme all'autore cui è intitolato, il paesaggio culturale nel quale egli formò la sua prima ispirazione, luoghi e vicende umane, risorse culturali, materiali e immateriali, che hanno trovato nella sua produzione artistica la massima espressione. La proposta dell'istituzione del Parco Letterario Andrea Camilleri è intesa a promuovere, inserendosi nella rete dei 33 parchi letterari italiani, la unicità dei luoghi cui lo scrittore si è ispirato, percorrendo le sue strade, le sue storie, le testimonianze culturali e archeologiche, i tratti di costa che ne hanno fortemente connotato le opere. Tra questi c'è l'area di Villa Romana, nell'area archeologica di Punta Piccola Real Monte, dove si trova a poca distanza la Scala dei Turchi, immersa nei luoghi di mare di alta valenza culturale, costituenti sfondo e ispirazione di molta parte della produzione letteraria dello scrittore empedoclino Camilleri. Il progetto proposto dall'Associazione Riconnessione, già approvato dal Comune di Porto Empedocle, prevede tra l'altro l'istituzione di un percorso guidato, accessibile anche alle persone disabili, che colleghi il paese al mare fino all'area archeologica di Punta Piccola in un itinerario paesaggistico e culturale che comprenda la storia della comunità, paesaggio e beni culturali. Il costituendo parco letterario, proprio grazie alla convenzione con la Società Paesaggio Culturale Italiano, sarà inserito nella rete nazionale dedicata che valorizzano i luoghi e gli scritti di Andrea Camilleri. Abbiamo fin da subito sposato questo progetto non solo perché valorizza Villa Romana, ha commentato il direttore del Parco Archeologico Sciarratta, ma anche per le sue finalità di promozione culturale e turistica nel nome di un grande autore del Novecento, restituendo giustizia ai luoghi che hanno contribuito a formarne l'opera. Il presidente dell'Associazione Riconnessioni Vittorio Alessandro ha commentato: il parco letterario dedicato ad Andrea Camilleri nel suo paese di origine, varato in occasione del centenario della nascita, intende onorare la memoria dello scrittore come patrimonio vivo legato ai luoghi in cui egli ha vissuto e da cui ha tratto fonte di ispirazione.